Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. È morto in un incidente d'auto in Estonia Lorenzo Pasquale, architetto di 47 anni, dipendente del comune di Monfalcone. A ricordarlo questa mattina anche il sindaco della città dei cantieri, Luca Fasan. Ha perso la vita in un incidente in moto mentre si trovava in vacanza in Estonia. Lorenzo Pasquale, architetto di 47 anni, dipendente dell'ufficio urbanistica del comune di Monfalcone. Una notizia che ha gettato nello sconforto tanti colleghi e amici con cui passava le giornate di lavoro in municipio. Pasquale si trovava in sella alla propria Yamaha con cui amava girare l'Europa durante le vacanze estive. Lo schianto è avvenuto sulla strada fra Narva e Tallinn, nei pressi di una cittadina balneare situata su un fiume al confine con la Russia. Coinvolte nel sinistro un'auto con alla guida una donna del posto di 64 anni e il mezzo a due ruote del Pasquale, deceduto sul colpo dopo l'impatto. A ricordare l'architetto che viveva nel centro della città dei cantieri e aveva lavorato in passato anche a Doberdò e Aquileia, stamani è stato anche il sindaco di Monfalcone, Luca Fasan. La notizia della scomparsa dell'architetto Pasquale ci ha addolorato profondamente. Di fronte ad eventi così improvvisi e sconcertanti, ogni considerazione professionale passa in secondo piano e resta soprattutto il cordoglio per una vita spezzata troppo presto. L'architetto lavorava con noi dalla fine circa dello scorso anno e io stesso avevo avuto modo di incontrarlo soltanto pochissime volte, ma anche in queste breve lasse di tempo abbiamo avuto da sempre comunque il modo di apprezzare la sua dedizione al lavoro e il suo profondo impegno. Questo è stato una costante per tutti noi, è una perdita che colpisce l'amministrazione comunale e tutti coloro che hanno avuto modo di condividere con lui un tratto del proprio percorso professionale. A nome mio personale e di tutta l'amministrazione comunale della città di Monfalcone, io desidero veramente esprimere il più sentito cordoglio e la più sincera vicinanza di cuore ai suoi familiari, a tutti i colleghi e a tutte le persone che lo hanno conosciuto e che oggi piangono la sua prematura scomparsa. Il 25 gennaio del 2016 Giulio Regeni entrava inconsapevolmente in una zona d'ombra in cui il diritto cessa di esistere e al suo posto subentra soltanto la nuda forza. Da quel momento Regeni non era più una persona, era diventato un corpo sequestrato, un soggetto da piegare, un destinatario di violenza. E quanto afferma il procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco nella requisitoria al processo per la morte del ricercatore italiano avvenuta al Cairo nel gennaio del 2016. Diventa, per chi lo detiene, prosegue il rappresentante dell'accusa, materia su cui esercitare un potere assoluto. E questa è la prima sconvolgente verità che il presente processo ci consegna. Giulio Regeni fu privato non soltanto della libertà e della vita, fu privato della sua stessa condizione di essere umano, titolare di diritti. Le misure previste dal piano casa varato dal governo non incontrano il favore delle sigle sindacali che lamentano numerose criticità. Blindato dal governo il piano casa dopo il via libera alla Camera, il decreto dovrà essere convertito in legge entro il 6 luglio. Con un investimento di circa 10 miliardi l'esecutivo punta alla realizzazione di 100.000 alloggi in 10 anni e a recuperarne 60.000 sfitti dall'edilizia residenziale pubblica. Tra gli obiettivi, la riqualificazione delle case ATER, aiutare le famiglie ad acquistare casa, sostenere affitti calmierati, costituire un fondo per la morosità incolpevole e velocizzare gli interventi attraverso commissari straordinari e fondi privati. La misura non incontra però il favore dei sindacati che lamentano diverse criticità. Noi abbiamo un giudizio molto critico su alcuni aspetti, alcuni articoli noi vorremmo che fossero completamente eliminati. Facciamo un esempio dell'articolo 5 dove è prevista la messa in vendita del patrimonio pubblico. Il provvedimento in questo caso prevede di far cassa sia per sanare i debiti che hanno gli istituti che gestiscono le case popolari, ma anche per finanziare il sostegno del debito dello Stato. Come SIGE troviamo positivo che finalmente si parli di un piano casa. Le criticità che evidenziamo principalmente sono la diminuzione del Fondo Nazionale di Sostegno Affitti a favore magari di un aumento dei fondi a sostegno delle morosità incolpevoli e la velocizzazione degli sfratti perché anche la costituzione di 100.000 alloggi previsti e la riconversione di 60.000 alloggi, i tempi appunto per la loro realizzazione non coincidono con i tempi di un'eventuale richiesta di assegnazione per gli sfratti, velocizzati. Totalmente insufficienti in quanto c'è una criticità
perché non rispondono appieno ai fabbisogni delle persone, tanto più che oggi come oggi stiamo assistendo a una povertà diffusa, stiamo assistendo a famiglie monoreddito che non riescono a portare a termine il mese, e in più abbiamo anche i pensionati, che sono le nostre categorie, che diamo più affidamento su e noi stiamo sostenendo ancora di più. Questo è totalmente insufficiente, quindi noi auspichiamo un incontro assieme alle organizzazioni sindacali e alle associazioni, insieme al governo, per fare un piano di struttura che coincida con le necessità di tutta la popolazione. Gli esponenti di Adesso Trieste dell'ANPI denunciano la prevista presentazione di un libro celebrativo dell'organizzazione neofascista Avanguardia Nazionale negli spazi pubblici della Casa del Combattente al Museo del Risorgimento. Non è la prima volta che il Museo del Risorgimento ospita iniziative che esaltano la storia di Avanguardia Nazionale, che è stata un'organizzazione fascista ed eversiva sciolta nel 1976, iniziative alle quali partecipano ex aderenti di questa organizzazione. No all'uso di uno spazio pubblico per un'iniziativa che intende celebrare Avanguardia Nazionale, l'organizzazione eversiva neofascista disciolta formalmente nel 76 per effetto della legge Scelba. A chiederlo sono Adesso Trieste insieme all'ANPI provinciale, che in una conferenza stampa davanti all'ingresso del Museo del Risorgimento di Piazza Oberdan hanno denunciato la prevista presentazione di un libro sull'organizzazione negli spazi pubblici dati in concessione dal Comune della Casa del Combattente. Il volume in questione ha tra gli autori Claudio Scarpa, noto esponente triestino di Avanguardia Nazionale. Il capogruppo in comune di Adesso Trieste, Riccardo Laterza, ha ricordato che non è la prima iniziativa del genere. In un'altra, sempre alla presenza di Scarpa, era stata esposta la bandiera della Repubblica di Salò. Il presidente dell'ANPI provinciale, Fabio Vallon, in una nota ha parlato senza mezzi termini di apologia del fascismo e del terrorismo. Lo riteniamo inaccettabile, contrario ai principi della Costituzione, il fatto che venga concesso uno spazio pubblico, per di più uno spazio museale, per organizzare iniziative di questo tenore. Quello che chiediamo all'assessore Rossi e all'amministrazione è di intervenire nei confronti delle realtà che hanno in concessione lo spazio per indicare che iniziative del genere non sono benvenute. A chi dice che a Trieste oggi non c'è un problema di presenza di pericolo fascista, segnaliamo iniziative del genere che si sommano alle aggressioni fisiche ai giornalisti che sono avvenute un mese fa in Viale 20 settembre. Sono questioni da non sottovalutare, da non sminuire, sulle quali riteniamo vada tenuta alta l'attenzione nel rispetto appunto dei principi costituzionali e della libertà di ognuno. Nella serata di ieri, poco prima delle 20, i vigili del fuoco di Trieste sono stati allertati per lo schianto di parte di un albero di grosse dimensioni in via del Veltro. L'albero, alto una ventina di metri e posizionato in un pastino scosceso in mezzo ai condomini, si presentava in precarie condizioni di stabilità e minacciava l'unico ingresso di uno stabile. Sono state effettuate le operazioni di taglio in 4 fasi diverse, dapprima asportando la parte già schiantata a terra in un parcheggio, per poi continuare la sramificazione e il taglio con l'ausilio dell'autoscala posizionata in un parcheggio sovrastante l'albero stesso. Per raggiungere ogni ramo ed operare in sicurezza, i vigili del fuoco hanno utilizzato la motosega telescopica dal cestello dell'autoscala per poi passare al taglio con motosega da parte di un operatore sospeso dall'alto. Sul posto anche la polizia locale. Per quanto di competenza, l'intervento si è concluso dopo le 23:30. Ora il collegamento, con la sala operativa della polizia locale. Saltiamolo. Allora c'è stato invece un importante ribasso dei prezzi dei carburanti in Slovenia a seguito della decisione da parte del governo di Lubiana. Un litro di benzina costerà €1,530 al litro, ovvero 6,2 centesimi in meno fino al 29 giugno, mentre il diesel costerà €1,607 al litro, che corrisponde a 11,1 centesimi in meno, cifre mai così basse dallo scorso 10 marzo. Un calo dei prezzi presumibilmente conseguente anche dall'allentarsi delle tensioni fra Stati Uniti e Iran. C'è Fulvio De Grassi, quindi siamo pronti per il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale. Buongiorno commissario, cosa ci racconta di questa mattinata per quanto riguarda viabilità e traffico?
Buongiorno Bosazzi intanto e buongiorno a tutti i cittadini in ascolto. Diciamo una mattinata, direi abbastanza o relativamente tranquilla, traffico nella norma stagionale, qualche rallentamento, qualche intasamento un po' in concomitanza dei lavori sulla via commerciale. Ricordo sempre chiuso il tratto tra Sant'Anastasio e Piazzale Casali, chi scende dall'altipiano deve svoltare a destra in via Pauliana e la via Sant'Anastasio è aperta da Piazza Libertà, si può salire verso la commerciale, sono stati tolti i paletti, però questo crea un po' di intasamento. Tra l'altro c'erano anche dei lavori semaforici proprio in zona. Questa mattina in Libertà Udine Pauliana, perciò avevamo il nostro personale sul posto che leniva un po' questi intasamenti senz'altro. Pomeriggio sempre riguardo ai semafori ci saranno dalle 13 altri lavori in Libertà, sempre Piazza Libertà, Cavour e Ghega e Cellini, perciò attenzione che circola in loco, avremo comunque il nostro personale per viabilità. Segnalati stamattina dei rallentamenti anche nei pressi del BVH, dopo abbiamo saputo che è in atto un rifacimento dell'asfalto, delle asfaltature. La galleria Carso, che doveva essere chiusa, invece è aperta in direzione Trieste, verrà chiusa da domani fino al 2 luglio. Non abbiamo particolari altre cose in agenda. Ci sono stati fortunatamente solo 2 incidenti con soli danni materiali, perciò nessun eventuale danno a persone. Al momento il traffico, da quanto posso vedere, è tranquillo, il caldo impera. Consigliamo a tutti di stare almeno le ore di caldo, non andare tanto in giro e bere molto, come dicono tutti. Grazie commissario. Acqua ovviamente. Sì. Un saluto a tutti. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata. Allora, si parte sabato 4 luglio, Trieste Love Jazz torna all'interno di Trieste Estate per l'edizione numero 20. Sono 24 le proposte che vanno a comporre l'edizione 2026 di Trieste Love Jazz. Il cartellone ospitato all'interno di Trieste Estate giunto al 20° anno. Una manifestazione che è sempre più seguita, perché una volta direi che la consideravano una nicchia nell'ambito di quelle che erano le proposte musicali, oggi invece è seguita da tantissimi, anche perché cosa di massimo la creatività, che è appunto un'energia per tutta la musica e per tutti noi. Gli appuntamenti quest'anno si snoderanno lungo gli assi consueti della Kermesse, Piazza Verdi, il giardino del Museo Sartorio e il giardino del Museo Winkelmann. Promosso dal Comune e organizzato dalla Casa della Musica Scuola di Musica 55 con il sostegno della Fondazione CR Trieste e della Fondazione Casali, Trieste Love Jazz si snoda attraverso 16 serate ed abbraccia, nel nome del jazz, sonorità musicali le più differenti. Per dire, fra i concerti uno vedrà protagonisti i Mombao il 27 luglio. Fra gli altri nomi, Marc Ribot, chitarrista di Tom Waits, la funky band svizzera The New Next Movement, la leggenda Chris Bean, Doki and the Nomads, il sassofonista ungherese di fama mondiale Tony Lakatos. Un'attenzione particolare sarà dedicata alla scena croata. Si comincia sabato prossimo 4 luglio. E con uno zoccolo duro di eventi nei primi 10 giorni di luglio, per poi appunto proseguire anche con 2 appuntamenti particolari ad agosto, col concerto sul Molo Dace e anche un concerto per l'eclissi solare che faremo al bastione rotondo del Castello di San Giusto, un evento particolarissimo, molto suggestivo. A settembre alla Casa della Musica l'evento collaterale, ovvero la consegna del premio Franco Russo. Dal 29 giugno al 29 luglio, nella saletta espositiva al piano terra del Museo Sartorio è in programma la mostra fotografica di Giancarlo Torresani Espressioni in Jazz, che esplora il jazz come fenomeno culturale attraverso i chiaroscuri della scena. Ci fermiamo adesso per la pubblicità, rientreremo in studio con altri servizi, per cui rimanete in nostra compagnia. Rientriamo in studio il giorno dopo l'inaugurazione dell'asilo di Roiano. Il centro-sinistra esprime soddisfazione appunto per l'apertura, ma torna sulle critiche. Questa struttura
poteva essere inaugurata più di 2 anni fa. Questo non è avvenuto a causa della conflittualità interna alla Giunta di Piazza e ben ricordiamo le sedute in Consiglio Comunale. Io credo però che sia una sconfitta perché il Comune ha una storia gloriosa nei servizi educativi e ben avrebbe potuto gestire in proprio questa struttura invece che affidarla ad una realtà lombarda con oltre 3.000 lavoratrici e lavoratori. Pur applaudendo l'apertura dell'asilo Nido Marinella a Roiano, che dal 1 settembre ospiterà 66 bambini, il centro-sinistra torna a pungere l'amministrazione comunale sulla scelta di affidare al privato, tramite appalto, la gestione del servizio educativo. Il travagliato iter, che finalmente ha portato all'inaugurazione dell'asilo, era stato osteggiato anche da alcuni membri della maggioranza, fra cui la forzista Angela Brandi, quando la scelta iniziale prevedeva di privatizzare anche metà dei posti della struttura, sempre con la gestione affidata totalmente al privato. L'amministrazione comunale era stata costretta a fare un parziale passo indietro. Da ricordare che non a caso ieri in Piazza Unità sotto al Comune si è svolto un presidio dei servizi educativi, perché considerare il servizio educativo un costo e non un reale servizio significa che il Comune in questo momento interessa fare business piuttosto che amministrare le tasse dei cittadini. Il metodo delle privatizzazioni solitamente segue questo criterio. Il Comune è in grado di gestire una questione complessa quando la risposta è no, si affida al privato, quindi semplicemente è una bandiera bianca che il Comune alza e lo fa a spese di lavoratori e lavoratrici che potrebbero essere stabilizzati e che invece si ritrovano ancora nel precariato. Segnano un netto miglioramento, stando al report dell'Istituto Sant'Anna, le performance del sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia. Migliora la performance del sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia nel 2025, lo rileva il report annuale della Scuola Superiore Sant'Anna, presentato oggi a Venezia e successivamente in una videoconferenza con l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi. Nel complesso il 63,5%, erano il 47% nel 2024, degli indicatori relativi alla regione segna un miglioramento nell'arco di un anno, il 12,6% resta stabile e il 23,9% peggiora. Il miglioramento emerge in particolare per i tempi di attesa degli interventi chirurgici e per i tempi di attesa ambulatoriale, nella qualità clinica e qualità di processo, nelle cure palliative e nelle coperture vaccinali. Bene anche l'indice di performance nella degenza media e il tempo di risposta alla chiamata in emergenza del 118. L'indicatore relativo agli abbandoni dal pronto soccorso, cioè le persone che rinunciano alle cure dopo averle richieste, permane ancora in area critica, ma in miglioramento dal 2024 al 2025. La percentuale degli abbandoni è scesa dal 5,6% al 5,2%, circa 20.000 persone in meno, e in particolare il pronto soccorso di Cattinara, che produce il maggior numero di abbandoni, un fenomeno, è stato osservato, che sconta una cristallizzazione di abitudini nella cittadinanza difficile da scalfire. I dati in peggioramento riguardano invece l'appropriatezza delle prescrizioni diagnostiche, che vede il Friuli Venezia Giulia in penultima posizione subito prima della provincia di Bolzano, con un indice del 30,9%, e quello dell'appropriatezza farmaceutica, sul quale incidono in particolare l'indicatore della dispensazione concomitante di 10 farmaci, il consumo di antibiotici nei reparti e il consumo di colecalciferolo. Restano stabili, anche se in zona d'attenzione, l'assistenza residenziale, l'appropriatezza medica, il costo medio per le diagnosi, l'efficienza e efficacia dei servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, le donazioni di organi e tessuti e le politiche del personale. E allora torniamo a Roiano e vediamo appunto l'inaugurazione dell'asilo. Grazie. Asilo di Roiano si parte. Dopo anni travagliati, la struttura di via Montorsino apre i battenti. Oggi l'inaugurazione e dal 1 settembre il nido accoglierà 66 bambini di età compresa fra i 3 e i 36 mesi. Ma già dal 29 giugno la struttura sarà attiva come sede di centro estivo. Il nido d'infanzia Marinella è stato intitolato in ricordo di Marinella Filipaz, bimba esule istriana giunta a Trieste nel 1955, che non sopravvisse alle difficili condizioni del campo profughi di Padriciano e spirò a soli 13 mesi di vita. Una delle più belle cose che ho realizzato in questi 30 anni da sindaco, un bellissimo regalo a Roiano, e poi sai, mi ricordo le critiche, ma mancherà
la luce, guarda che roba, e poi la sicurezza, no? Tu quando chiudi le porte, guarda, i bambini sono sicuri, non possono uscire e nessuno può entrare. Con questi tempi che corrono, questa è una cosa molto bella. L'edificio si sviluppa in un'area dotata di spazi dedicati al gioco, al pasto e al riposo. Oltre che di un'ampia cucina, il nido è dotato di un giardino interno alberato di circa 600 metri quadri per le attività all'aperto. L'edificio è stato realizzato nel rispetto dei criteri di risparmio energetico e in conformità con quelli ambientali, impiegando sistemi attivi e passivi di contenimento energetico, quali impianti di riscaldamento a pompa di calore alimentati da un impianto fotovoltaico con pavimento radiante, climatizzazione estiva, tetto con giardino pensile e coibentazione a cappotto delle pareti esterne. Chiude, possiamo dire, l'inaugurazione della piazza di qualche mese fa, quindi arricchisce anche il territorio. Noi ovviamente lo guardiamo dal punto di vista educativo. In queste strutture noi accompagniamo i nostri bambini nella loro crescita. Come dico sempre, la crescita individuale poi si traduce in crescita collettiva e quindi progresso per tutti. È una struttura, un asilo nido nuovo, pieno di luce, di verde, studiato nei minimi dettagli anche da un punto di vista strutturale, di colori, di attività didattiche, di comfort, quindi una grande soddisfazione ed è in piena linea con gli indirizzi che abbiamo noi, che ci siamo dati, che è quelli di lavorare sulle strutture scolastiche, sulle strutture della prima infanzia per darle nuove ma anche più sicure, intervenendo con interventi consistenti come questo. La Regione finanzia per l'estate i campus di Attiva Scuola e i centri estivi per bambini e ragazzi, in modo da assicurare alle famiglie una buona conciliazione tra lavoro e cura dei figli. Un aiuto in più che si aggiunge ai servizi già messi in atto nei comuni. Mirano a sostenere le famiglie durante la sospensione delle attività scolastiche, affrontando il vuoto educativo che si crea nei mesi estivi, ma non solo. Sono gli interventi della Regione per i centri estivi. Il programma, presentato dall'assessore Alessia Rosolen, si articola in due distinti canali di finanziamento: i campus estivi inclusi nel progetto Attiva Scuola e il bando centri estivi rivolto al terzo settore. I finanziamenti si propongono di offrire alle famiglie servizi gratuiti o a costi contenuti. L'organizzazione dei centri estivi non è a carico dell'amministrazione regionale, che però in chiave ovviamente di complementarietà, visto il dibattito che si sta sviluppando ormai da anni, ha cercato di fare la sua parte per quello che riguarda tutto il tema della conciliazione dei 3 mesi estivi di stop al nostro sistema scolastico. Particolare attenzione viene posta all'inclusione di bambini e ragazzi con disabilità. I campus di Attiva Scuola, con una dotazione complessiva di 8,1 milioni di euro dal Fondo Sociale Europeo, offrono laboratori gratuiti per ragazzi dai 10 a 14 anni, 602 sono i posti disponibili, della durata di una settimana tra fine giugno e fine luglio. Parallelamente il bando centri estivi per il terzo settore è stato sostenuto da circa 549.000 euro di risorse regionali per progetti rivolti alla fascia d'età 3-17 anni. Per consentire soprattutto all'interno dei comuni più piccoli, quelli dove magari i servizi integrativi non sono strutturati da parte delle amministrazioni comunali, di svolgere e sviluppare centri estivi che siano prevalentemente gratuiti o comunque a costo calmierato, che può essere richiesto a rimborso da parte delle famiglie all'interno di dote famiglia, nel plafond annuale che ogni figlio ha a sua disposizione. Il dato importante è che abbiamo lavorato soprattutto sui comuni più piccoli. Inizia la settimana della verità in casa Pallacanestro Trieste. Tutto questo non può finire, quindi resta. E la settimana della verità per la Pallacanestro Trieste, venerdì 26 giugno, è la data ultima per completare le pratiche di iscrizione al campionato, presentare le sponsorizzazioni o le fideiussioni bancarie richieste, utili a coprire la cifra di 900.000 euro. Martedì 30 giugno, invece, scade la data ultima per chiedere il trasferimento di sede del titolo sportivo, a seguito della convocazione di un'assemblea straordinaria con richiesta formale da effettuare 3 giorni prima. I ben informati parlano di un Paul Mattiasic intenzionato a parlare e chiarire tutto giovedì 25 giugno, ma anche in questo caso rimaniamo appesi a rumors e non ad impegni concreti. Ad ogni modo, da qui a pochi giorni
tutto dovrà essere necessariamente chiarito sia sul fronte nazionale che a livello europeo, vista la doppia iscrizione alla BCL. In questo senso, il fatto che la pratica di iscrizione alla Coppa di Brescia sia stata completata inserendo il Palaeur di Roma come campo di riferimento dovrebbe far propendere per una scelta di campo già fatta fra Matjasic e il presidente bresciano Ferrari, ma il regolamento in realtà consentirebbe ai biancoblù anche di giocare la 1 in Lombardia e la Champions nella capitale. Dunque non c'è ancora la certezza matematica che non verrà toccato il titolo di A1 della città della Bora. Qualora andasse tutto nel verso giusto, sarebbe finalmente la volta per il GM Arcieri e il suo staff di varare la corsa contro il tempo per mettere sotto contratto in primis i giocatori italiani. Ricordiamo che Brooks e Iannuzzi sono già andati, Candussi e De Angeli hanno già richieste sul tavolo. In questo caso bisognerà anche capire in che tempo andrà in porto la trattativa con la cordata straniera che ha in animo di rilevare la società, a quanto pare capeggiata da un'altra vecchia conoscenza, l'ex presidente Richard Di Meo, che portò il gruppo Cotogna a Trieste. Non presa in considerazione da Matjasic invece la pista che porta Gianluca Mauro, che potrebbe rientrare in gioco solo qualora la 1 sfumasse e si dovesse ripartire da zero con una nuova società. È tutto per questa edizione, ci vediamo alle 17.55 con Trieste in diretta e alle 19.30 per il telegiornale della sera. Buon pomeriggio e più tardi.